Il futuro non è ciò che accadrà, ma ciò che costruiremo. Questo è il motto della doppia tappa trevigiana di ieri per Inveneto. Il primo evento della giornata si è svolto nella chiesa di Sant'Eonisto, in centro a Treviso, al quale hanno preso parte circa 300 ragazzi. L'obiettivo dei progetti presentati nel corso della mattinata è quello di coinvolgere tutti i territori per generare luoghi attraverso le brillanti idee e la creatività degli studenti locali. Partner dell'iniziativa è Unisef, società di servizi e formazione delle unioni degli industriali delle province di Treviso e Pordenone. E siamo qui oggi perché abbiamo partecipato a questo bando regionale per la rigenerazione, degli spazi del nostro territorio e ovviamente anche potendo in questo caso anche portare cervelli e i nostri talenti nuovamente sul nostro territorio. Le opportunità di azione sono state date ai ragazzi delle scuole medie e superiori locali, che hanno preso la parola durante il convegno della mattinata, presentando i progetti ideati. Le 4 aziende coinvolte offrono ambienti delle grandi potenzialità, che necessitano di idee fresche e giovani. Tra i progetti messi in risalto, la realizzazione di spazi culturali, parchi, musei, aree ricreative e di relax. Molti gli interventi per il progetto Rigenerarte. Le testimonianze di diverse scuole si sono alternate a testimonianze di sindaci, docenti e i proprietari delle varie aziende. Inveneto nel pomeriggio ha cambiato di location e ci siamo trovati alle ex fabbriche Pagnossin, uno spazio dismesso ed enorme, oggi divenuto Open Dream. Dunque quest'area è stata un'area che inizialmente era acquistata per diventare un polo logistico, anche per le caratteristiche dove è ubicata, ma poi quando abbiamo alzato gli occhi ci siamo accorti che quest'area con un'archeologia industriale così importante doveva essere rigenerata. E da qui è nato un tavolo importante con lo UAV e con il CISET per capire di cosa il territorio avesse bisogno. La rigenerazione urbana di quest'area è una rigenerazione che prevede una prospettiva poliedrica con una grande importante tematica che riunisce assieme turismo, arte, la parte del green e la parte più importante che è quella che adesso stiamo creando, di poter ospitare delle residenze degli artisti. I ragazzi presenti sono stati accompagnati negli ambienti della fabbrica e hanno assistito alla proiezione del documentario La Divisa e all'opera La musica che riunisce.